Crescita del numero di tesserati, manifestazioni di altissimo livello, interesse degli sponsor e consenso mediatico, aumento della qualità sia degli atleti che degli allenatori tecnici e medaglie azzurre pesantissime. Il mondo dello sci alpinismo, che in questi anni ha conosciuto stagioni ricche di soddisfazioni, fa i conti con l'altro lato della medaglia. Paradossale. La FISI, nazionale e regionale, inspiegabilmente ha scelto di gettare alle ortiche il settore che ora è in subbuglio. Prima le dimissioni polemiche del direttore tecnico della nazionale Oscar Angeloni, poi a fine luglio sul tavolo del presidente del comitato regionale Roberto Bortoluzzi sono arrivate quelle di Vittorio Romor, coordinatore e assistente tecnico del comitato regionale FISI dello sci alpinismo. Sinceramente non so cosa sta succedendo, perché sono state nominate tutte le commissioni di tutte le attività, fuorché quella dello sci alpinismo e anche quella del biathlon, da quello che ho sentito, quindi siamo un po' impreparati, insomma. La FISI regionale tace e la situazione è vissuta male da chi in questi anni ha profuso impegno ai massimi livelli. La stagione è alle porte, ma di programmazione e gestione del settore nemmeno l'ombra. Dopo le elezioni di fine giugno tutti aspettavano la nomina della commissione e il referente dello sci alpinismo regionale e nulla è stato fatto. Noi siamo partiti come Comitato Veneto a formare le squadre nel 2006. E ha iniziato a formare le squadre proprio colui che poi è diventato anche CT della nazionale, Oscar Angeloni, che sappiamo tutti che in questi giorni si è dimesso dalla sua carica. Da allora, dal 2006 in poi, si è andato in crescendo. Il Comitato Veneto ha svolto il ruolo di trascinatore sia a livello femminile che maschile, arrivando a portare a casa lo scorso inverno l'oro nella staffetta, la gara più ambita. Per tutta risposta non è arrivato neppure il furgone necessario allo svolgimento dell'attività richiesto 3 anni fa. Vittorio Romor, al pari di Oscar Angeloni, lascia a testa alta il comitato, ma responsabilmente continuerà a seguire gli atleti. Rassicuro anche tutti i ragazzi che comunque sono all'interno del Comitato Veneto, che fanno l'attività, non è certo mia intenzione lasciarli a se stessi, insomma, saranno comunque seguiti da me e da probabilmente qualche altro di buona volontà.